Qui vediamo 12 tende, 10-12 tende, quante sono non lo so. Sono 11 tende. 11 tende per accogliere, diciamo, le persone che sono in attesa del test del coronavirus. Quindi come vi siete attrezzati? Beh, tutta la parte sanitaria è seguita interamente dall'USL di competenza. A noi sono state chieste le attrezzature logistiche e quindi abbiamo approntato queste 11 tende più una al pronto soccorso e di fronte al pronto soccorso qui a Padova con un minimo di dotazioni di brandine e di sedie. Queste sono ovviamente situazioni che verranno utilizzate nel caso ci fosse bisogno di uno screening di massa. Al momento qui la situazione è tranquilla. Ma al momento sicuramente sì, poi quando lo deciderà naturalmente l'USL potrebbero essere utilizzate. Quanti sono i volontari sul campo in questo momento? Ma diciamo che in questi giorni hanno operato dall'inizio dell'emergenza sicuramente oltre 100 volontari in provincia di Padova. Ieri sera ne avevamo all'opera una ventina per collocare gli impianti di illuminazione presso i checkpoint che circondano il comune di Vo. Qui ne sono stati impiegati almeno una cinquantina nei 2 giorni di allestimento delle varie tende che sono state posizionate. Quindi al momento siete a servizio delle istituzioni e non ci sono richieste di privati, sollecitazioni? Assolutamente no, noi stiamo alle indicazioni che ci fornisce la Regione Veneto. Anche le tende sono state montate tramite richiesta effettuata dall'USL alla Regione Veneto e su autorizzazione della Regione Veneto. Qual è il clima che si respira tra i volontari? Ma i volontari sono sempre disponibili, molto anche diciamo fiduciosi, si sentono comunque rassicurati da tutte le indicazioni date dalle autorità. Quindi si è detto che sia esagerato, però è anche vero che sembra più un modello da guardare quello dell'emergenza in Veneto. Questo non lo so, bisognerebbe chiedere alla Regione Veneto se è un modello da guardare. Qui noi stiamo operando sotto il coordinamento della Regione Veneto e in tranquillità, diciamo, con serenità. Ecco. Grazie. Prego. Grazie.